No, vabbè, io non ci posso credere, ma giù, ce l'hanno fatto, ma giù, scusate, ho sistemato un po' l'inquadratura, ma ce l'hanno fatto, ma giù, ce l'hanno fatto, ce l'hanno fatto, meno male, ma meno male, ma meno male. Vabbè, prima di iniziare col video, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video, aspettate che c'ho mercato, vabbè, ma napoletano, come state? Spero tutto bene. In questo video faccio la reazione di due giocatori che si sono appena trasferiti in nuove squadre. Allora, il primo è Lookman, Ademola Lookman. Il secondo è Alisson Santos. Allora, partiamo da Ademola Lookman. Scusate se questo video uscirà in ritardo, però oggi mi devo pagare, lo fa prima. Tengo un mal di testa, tengo la sinusite, quindi non vi immagino come sto. Vabbè, Alisson Santos, scusate, Demola Lookman si è trasferito ufficialmente senza prestito e tutto. Ora la cifra precisa non me la ricordo, ma intorno ai 25, intorno ai 40-45 milioni di euro, più o meno. Poi si è trasferito all'Atletico Madrid, ieri è arrivato verso le 18-19, è arrivato l'ufficialità di Fabrizio Romano, trattativa lampo, se posso. E l'Atletico Madrid si era inserito da un'oretta, due, quindi una trattativa molto veloce è stata, a mio parere. Cioè, si era, in 2 o 3 ore ha fatto, cioè, noi lo potevamo pure prendere se non avevamo sto cacchio di blocco di mercato, cioè, ma ormai tutti contro di noi, stiamo giocando tutti contro tutti. Cioè, il Napoli sta giocando contro tutti contro tutto e tutti. Cioè, contro gli arbitri, contro i giocatori avversari, contro alcuni personaggi pubblici dei social come Erfaina, Luscema, poi anche con chi apre il mercato, con il presidente della Serie A e tutto. Ma vabbè, vai, questa è una cosa, un altro discorso. Devo dire che non so quanto l'Atletico Madrid farà giocare Lookman con i campioni che tiene, basta vedere Griezmann, però vabbè, scelte loro. Cioè loro fanno 30.000 acquisti da più di 25 milioni di euro, a noi fanno solo un acquisto di 30 milioni. Cioè, boh. Vabbè, poi Alisson Santos che è in prestito, è arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto, prestito oneroso fissato a 3 milioni di euro, il diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, sì 15 milioni di euro, la trattativa che si è sbloccata a mezzanotte, quindi che sono, nel momento che sto registrando sono le 11:30, quindi 11 ore e 30 minuti fa si è sbloccata la trattativa. Devo dire tutto da scoprire questo giocatore. Io lo conoscevo un po', ne avevo sentito un po' parlare, mi è capitato di vedere qualche partita con amici dello Sporting Lisbona, perché giocava allo Sporting Lisbona, però non ho visto così tanto, non mi sono focalizzato tanto su di lui, però sappiamo che i brasiliani sono molto esplosivi. Ho visto anche qualche giocata e può far bene, può far molto, ma molto bene. Però dobbiamo vedere sempre se non sia un Lang e non si pigi il numero di Lucca che porta pure sfortuna. Ok? Però secondo me era meglio prendere qualche giocatore con esperienza in Serie A, come magari un Sulemana che è sempre giovane, un Palestra, te lo prendevi in prestito, oppure te lo acquistavi 30-40 milioni di euro, oppure che ne so, ti prendevi Luccan 40, 43, 45 milioni di euro.
e stavi sicuro che le prestazioni te le faceva. No, vabbè, fidiamoci ad Aurelio e Manna. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Vi ringrazio a tutti per avermi guardato, vi voglio molto bene. Siamo quasi a 300, ne manca uno, vi ricordo che a 300 inizierò a sponsorizzare il gruppo WhatsApp e vi ricordo di lasciare like e di iscrivervi al canale. Ciao, a giù!